Eccoci qua. Allora, siamo sempre con Massimo Cestaro, segretario CGIL Veneto. Stiamo parlando di divario pensionistico, non solo tra uomini e donne, che più passa il tempo più diventa ampio, ma anche un gap importante rispetto ai lavoratori e una rivalutazione delle pensioni che più prendi la pensione alta, più bassa la rivalutazione, però comunque sempre una rivalutazione che è sotto all'inflazione, per cui spendi sempre più soldi per vivere e prendi sempre meno. L'importante è che qualcosa ci sia stato fatto, però forse non è sufficiente. C'è poi un altro spaccato da analizzare, vero? Sì, che è questo il rapporto, la differenza tra uomini e donne. Cioè, appunto, dicevo prima, abbiamo visto un po' di numeri, gli uomini continuano ad avere delle pensioni significativamente maggiori rispetto alle donne, ma la cosa che è interessante vedere, se si può... Sì, adesso vediamo la slide con la slide numero qua. 7, è questa qua. Questo schemino è... Allora, uomini sono quelli arancio, le donne sono quelle viola sostanzialmente. E quindi cosa viene si vede fuori? che cosa? Che all'aumentare del trattamento pensionistico... Tipo l'estremo opposto, metti più di 3.000 euro al mese, giusto? Esatto. 3.000, sì. Dalla parte, diciamo, sì, sinistra fino a 750 euro e poi 750 fino a 1000, 1000, 1400, cioè man mano che cresce il trattamento pensionistico si vede che aumentano i maschi e diminuiscono le donne. E quindi sempre più evidente il fatto che c'è un divario di genere. Esatto, ma questa cosa è veramente significativa perché mette proprio chiaramente in evidenza quello che stiamo dicendo da un sacco di tempo, e cioè che questo schemino dice che gli uomini hanno carriere di lavoro più importanti, meglio retribuite e con rapporti di lavoro stabili, perché queste sono le condizioni che consentono di avere al pensionato, al lavoratore pensionato, di avere un trattamento pensionistico superiore, interessante. Mentre al crescere dei trattamenti pensionistici diminuiscono le donne che fruiscono di quei trattamenti, cioè il numero di donne è inversamente proporzionale alla crescita della pensione, e questo appunto vuol dire ancora una volta e ancora di più che quelle donne hanno avuto rapporti di lavoro discontinui, meno retribuiti e quindi hanno trattamenti pensionistici che sono di gran lunga inferiori rispetto ai maschi. Ma quindi, segretario, siccome poi alla fin fine, come se parliamo di rivalutazione, qualcosa è stato fatto, il problema resta tutto a monte? Cioè è un problema di rapporto di lavoro, per cui voi come pensionati giustamente ribadite la situazione, perché poi le dice giustamente un domani ci si troverà in situazioni disperate. Già adesso c'è un numero superiore di donne rispetto agli uomini, per cui certo, costi minori per l'INPS, però bisogna lavorare su altri versanti forse. Assolutamente sì. Perché altrimenti... Assolutamente sì, anche perché... Lo dico senza fare allarmismi, ma il sistema che abbiamo in Italia, ma non solamente in Italia, è cosiddetto a ripartizione, cioè i contributi che il lavoratore in servizio, sta versando adesso, e il datore di lavoro, vanno nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, e da quel fondo pensioni vengono prese le pensioni, vengono pagate le pensioni. Se il lavoro continua ancora per tanti anni ad essere precario, saltuario, intermittente, vengono versati meno soldi, si riduce il monte contributi dal quale vengono pescate, diciamo, certo, pagate le pensioni. Allora, perfino egoisticamente, come pensionati potremmo dire che ci deve essere un lavoro stabile, adeguatamente retribuito, eccetera, eccetera, perché c'è un interesse anche dei pensionati che non succeda un patatrac dal punto di vista della tenuta dei conti dell'INPS.
che, voglio essere chiaro, non sono per ora in discussione, nel senso la tenuta dei conti, si fa una valutazione in proiezione. Ma nel corso degli anni le cose possono cambiare anche pesantemente. Naturalmente noi non sosteniamo questa cosa perché siamo egoisti, ma perché abbiamo un'idea di società, ovviamente, all'interno del quale ci devono essere equilibri, cioè i ragazzi, le ragazze e anche i meno giovani devono avere un lavoro che consenta loro di poter avere delle aspettative dalla vita e non situazioni che stiamo vedendo purtroppo tutti i giorni, di situazioni pesantissime dal punto di vista dei trattamenti economici, ed è chiaro che questo significa avere un sistema di welfare, perché per capirci significa scuola, significa sanità, cioè tutto quel sistema sociale, pensioni naturalmente, che stanno in piedi nel momento in cui c'è un lavoro che consente, attraverso i contributi per le pensioni, attraverso la fiscalità per i trattamenti di welfare, di avere una società, diciamo così, più giusta. Certo. Questo è il punto, quindi non c'è una visione, virgolette, egoistica dei pensionati, che quindi pensiamo alle nostre pensioni e gli altri si arrangino, perché abbiamo un sistema, come si dice, che tiene in equilibrio tutti quanti gli aspetti della società, quindi lavoro dignitoso, sistema sanitario che funziona, scuola che funziona, pensioni adeguate. Questo è il sistema. Però per agire sull'aspetto determinante di cui si è sempre parlato, cioè il mercato del lavoro, a volte certo che c'è la contrattazione di secondo livello, però alla fin fine sappiamo che in certe realtà, visto che noi parliamo in Veneto, per il Veneto, perché poi ogni regione ci sono anche differenze di tipologie di aziende, certo. E la contrattazione di secondo livello non raggiunge assolutamente tutte le realtà aziendali, quindi restiamo con questo divario retributivo, sì. Retribuzioni basse, inflazione alta, città che costano l'ira di Dio, e si resta fermi al palo. Quindi Le assicuro che ci sono i modi per affrontare anche questi aspetti. Intanto però ne dico uno: se decidessimo di affrontare e risolvere il tema del salario orario minimo e quindi diciamo di una retribuzione oraria minima, sotto la quale sei un regime di povertà, avremmo già fatto un passetto in avanti. Non c'è il rischio di uno schiacciamento. Cioè, il minimo te lo garantisco e ti schiaccio lì, perché poi alla fin fine... dovessi stare ai dati che abbiamo, noi siamo ben al di sotto dello schiacciamento, insomma, diciamo. No, nel senso che qui diciamo il tema può essere anche un po' affrontato in maniera un po' più larga, cioè se questo Paese decide di competere con, diciamo, di stare dentro il mercato del lavoro più basso a livello mondiale e quindi competere con i paesi, diciamo, più poveri e diciamo emergenti, oppure se decide di competere col segmento alto del mercato del lavoro, che significa fare investimenti, significa formazione, significa favorire l'accesso all'università dei ragazzi. Oggi l'università sta diventando un lusso, e noi abbiamo una scolarità che è tra le più basse in Europa. Quindi lo Stato deve investire sulla formazione professionale dei giovani, pensando a un mercato del lavoro, quello delle alte professionalità, quello della ricerca, quella della sperimentazione, quello che ti fa essere un paese all'altezza di altri paesi. Noi abbiamo, diciamo, la seconda o terza manifattura, ma siamo dentro una produzione che è ancora una produzione, diciamo così, di base. Dovremmo fare uno sforzo, questo un paese dovrebbe fare uno sforzo per inserirsi nel mercato del lavoro più elevato. E allora attraverso questa strada aumenti la produttività, aumenti la competitività,
e aumenti anche la capacità di retribuire le persone. Certo. Questo è il punto. Purtroppo la ragione fondamentale per cui negli ultimi anni sono stati aumentati all'inverosimile tutte le forme di flessibilità cosiddetta del mercato del lavoro, che significa, tradotto in parole povere, di lavoro povero, certo, è perché questo Paese purtroppo e in maniera, come si dice, cieca, ha deciso di tenere i suoi livelli di competitività con il mercato del lavoro quello più basso a livello mondiale. E questo è un errore storico che l'Italia ha fatto. Bisogna avere il coraggio, la lungimiranza, la capacità e l'intelligenza di guardare ai segmenti più alti, perché io penso che noi abbiamo le capacità e le intelligenze per poterlo fare. L'abbandono scolastico dei ragazzi, una scolarità bassa, un accesso alle università e anche alle materie tecniche cosiddette STEM sempre più basse. Sì, però è vero, io mi permetto di interromperla per chiederle questo, ma è vero questo, però poi ci troviamo che se i ragazzi raggiungono la laurea, eccetera, con tanti sforzi familiari, cosa succede? Vanno all'estero perché certo, solo lì riescono ad avere una retribuzione certo, congrua con i sacrifici anche economici sostenuti. Se restano qua in Italia ricevono meno di un operaio. Posso dire anche con... cioè vanno all'estero anche con un maggiore riconoscimento della loro professionalità. Certo, assolutamente, sì, e con possibilità di carriera, tra l'altro. Non c'è solamente il trattamento economico maggiore, che comunque incide, ma c'è il riconoscimento, della professionalità che hai raggiunto, sul quale hai speso tu, la tua famiglia, eccetera, e c'è un riconoscimento. Allora ci si dovrebbe chiedere perché questi ragazzi se ne vanno. E la ragione è esattamente questa, per cui avendo scelto di stare sulla parte bassa del mercato, quelli che hanno professionalità elevate fanno fatica a trovare collocazione adeguata alla loro professionalità e quindi se ne vanno. E se ne vanno in paesi nei quali invece questa sfida è stata realizzata. Certo. Parzialmente, totalmente, ma c'è una idea in questo senso. Siamo in chiusura, cosa proponete? Intanto in due parole. In due parole significa fare investimenti pubblici e privati, investimenti sull'innovazione, investimenti su scuola e università, perché chiaramente gli investimenti sull'innovazione si regolano nel momento in cui ci sono le professionalità che quell'innovazione riescono a gestirla, una drastica riduzione della precarietà, ed è possibile farlo, che non significa mettere in difficoltà le aziende, ma significa avere un quadro normativo diverso, e poi che ci sia una condizione a partire dal salario minimo che consenta alle persone di avere trattamenti economici adeguati. E poi un domani quindi pensioni adeguate. Certo. Questa poi alla fine si chiude. Grazie segretario, grazie veramente, vi auguriamo un buon lavoro. Ricordiamo a voi telespettatori, avete visto più volte comparire i numeri di telefono delle sedi provinciali, fatevi controllare la pensione, chiedete aiuto, supporto, consulenza chiamando le sedi dello SPICIGL che sono presenti su tutto il territorio, e poi se volete chiamare noi ci fa sempre piacere comunque. Vi ringrazio di averci seguito, rivedete la puntata naturalmente anche sul web e su YouTube e poi visitate il sito dello SPICIGL. Grazie.